Ancora una buona giornata da Telefriuli, ben trovate questa edizione del nostro telegiornale. Il Friuli Venezia Giulia elegge 8 deputati e 4 senatori. Il centrodestra ha sfiorato la maggioranza assoluta raccogliendo nelle 1364 sezioni il 49,87% dei consensi contro il 43,81% della percentuale in Italia. Dunque ben 9 posti sono stati occupati dal centrodestra, 2 dal PD, 1 da Azione, terzo polo. Il centrodestra ha conquistato tutti e 4 i posti all'uninominale, come già si era saputo ieri, 2 a Fratelli d'Italia, Luca Ciriani e Walter Rizzetto, e 2 alla Lega, Massimiliano Panizzutta e Vannia Gava. Nel plurinominale sono stati eletti 3 esponenti di Fratelli d'Italia, sono Francesca Tubetti, 40 anni, probabilmente la più giovane senatrice d'Italia, Nicole Matteoni ed Emanuele Loperfido. 2 del PD sono Deborah Serracchiani e Tatiana Roiz, 2 della Lega, Marco Dreosto e Graziano Pizzimenti, 1 di Azione, Isabella De Monte. Complessivamente dunque Fratelli d'Italia, che ha riscosso il 31,3% dei consensi, si è assicurata 5 parlamentari, 4 la Lega, in forte calo sul 2018 con un 10,9% contro il 25,8% di allora, 2 il PD con il 18,4% e 1 Azione terzo polo con l'8,72%. In Friuli Venezia Giulia, tuttavia, il vero partito che esce vincitore è l'astensionismo. Un elettore su 3, infatti, non è andato a votare. Voltato pagina, dopo le elezioni politiche, partiti e liste guardano ora alle regionali del 2023. Il dominio di Fratelli d'Italia non può che far riflettere sugli equilibri regionali, con sullo sfondo la riconferma del presidente leghista Massimiliano Fedriga. Nessun dubbio sul nome, dice il suo assessore Roberti, che parla anche della futura possibile lista di fedelissimi del presidente. Assessore Roberti, le politiche 2022 hanno consegnato un quadro che a questo punto è tracciato. Ci si interroga su quelli che potrebbero essere gli effetti sugli equilibri in regione. Lei che cosa immagina? Immagino, sentendo anche le dichiarazioni da parte degli alleati, che non ci siano problemi di sorta. Penso che abbiamo, e lo riconosciamo tutti, un presidente che è molto apprezzato, che ha lavorato bene in questi anni, e quindi ci avviamo con la certezza di avere una regione che anche alle politiche ha votato in massa per il centrodestra, verso una campagna elettorale che si concluderà la prossima primavera con la conferma del presidente Massimiliano Fedriga. Per quanto riguarda la lista del presidente, cambierà qualche cosa? Queste sono decisioni che dovrà prendere il presidente Massimiliano Fedriga, visto che è una lista in teoria che dovrebbe portare il suo nome e lo deciderà lui. Certamente potrebbe rappresentare un valore aggiunto per una coalizione che è già forte, ma ha tutte le potenzialità, grazie proprio al carisma e alla leadership che ha avuto in questi anni il presidente, di potersi allargare ancora di più rispetto ai voti ottenuti alle politiche di questa domenica. Un uomo di 34 anni rimasto gravemente ferito dopo che nel tardo pomeriggio di ieri è stato raggiunto dall'esplosione di un ordigno nella centrale elettrica di San Pier di Sonzo. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Gorizia. È rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un ordigno. Versa in gravi condizioni un 34enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato soccorso nell'area della centrale elettrica di via 25 aprile a San Pier di Sonzo. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia locale coordinati dal sostituto procuratore Andrea Maltomini. La chiamata di soccorso giunta alla centrale Sores di Palmanova è arrivata ieri alle 18:30. Era stata segnalata la presenza di un uomo rimasto gravemente ferito alle mani e alla parte alta del corpo dopo che l'esplosione dell'ordigno lo aveva improvvisamente raggiunto. Soccorso immediatamente dall'equipe di un'ambulanza del 118, è stato poi trasportato dall'elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La prognosi è riservata. Resta da capire cosa quell'uomo stesse facendo all'interno della centrale elettrica e soprattutto a chi appartenesse quell'ordigno. Sarà la Procura di Gorizia a fare nelle prossime ore maggiore chiarezza sull'accaduto. Un incidente stradale nella tarda mattinata di oggi all'altezza del Cittafiera di Martignacco per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale. Un camion della Favaro Servizi, dopo aver sbandato probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, ha invaso la corsia di marcia opposta e nella dinamica è rimasta coinvolta anche una Fiat 500. La circolazione ha subito forti rallentamenti.
Treni in ritardo soppressi questa mattina a causa di un guasto tecnico che si è verificato tra le stazioni di Cervignano e Ronchi. Tra l'1 della notte e le 11 di questa mattina diversi treni regionali o a lunga percorrenza hanno subito ritardi di 25-40 minuti. Soppressi invece 3 convogli, attualmente in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana tra Cervignano e Ronchi e il traffico ferroviario resta dunque rallentato. Furto da 10.000 euro alla ditta Cemented di Camino al Tagliamento. Ieri pomeriggio il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri di Codroipo che indagano sulla vicenda dopo che tra sabato e domenica scorsi ignoti sarebbero entrati nel magazzino dell'azienda rubando attrezzatura da lavoro. Ingente il danno che ammonta appunto a circa 10.000 euro. Contiamo di riuscire a sostenere circa 40.000 aziende del territorio, la maggior parte delle quali sono microimprese per le quali anche 1.000 euro possono fare la differenza, lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive Bini, riferendosi alla delibera di giunta sui contributi contro il caro energia che è oggi in discussione in commissione consiliare. Assessore, oggi in commissione il regolamento per i contributi alle imprese per un sostegno in questo periodo difficile per il caro energia. Sì, 40 milioni che la Giunta Federica ha deciso di destinare al mondo delle micro, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Contiamo di riuscire a sostenere circa 39 mila imprese, quindi un monte codice Ateco importante, ci sono quasi tutti i codici Ateco, insomma dei segnali di vicinanza importanti soprattutto per le piccolissime imprese della nostra regione. Si consideri che circa il 92% degli aventi diritti sono microimprese del Friuli Venezia Giulia, dove appunto gli importi, anche i 1.000 euro, sicuramente sono importanti. In questo senso ci saranno anche le variazioni di ottobre-novembre, ci saranno ulteriori incrementi di questi aiuti o questa platea sarà già soddisfatta da questo contributo? Beh, indubbiamente capirete bene che 40 milioni sono 40 milioni per le casse della regione, sono importi significativi, quindi per ora per quanto riguarda il fondo perduto ci fermeremo lì. Poi non bisogna dimenticare le importanti risorse che abbiamo già messo, ma metteremo anche con la programmazione 21-27 per quanto riguarda gli investimenti per le energie rinnovabili, quindi una regione Friuli Venezia Giulia assolutamente presente. Variazione di bilancio in consiglio per spese urgenti da parte del comune di Pordenone. L'avanzo di 3 milioni sarà dirottato quasi interamente per pagare le bollette. Seduta a Fiume oggi del Consiglio Comunale di Pordenone, al centro dei lavori una variazione di bilancio per far fronte alle spese urgenti, alla voce costi energetici, visto che l'esborso è passato da 3 a 6 milioni e così i soldi accantonati dal Comune se ne andranno in bollette. Queste variazioni sono delle variazioni, devo dire, molto singolari, che rispecchiano e riflettono il momento difficile in cui ci troviamo. Se fossero tempi normali 3 milioni di avanzo di amministrazione sarebbero un'ottima notizia, tanto per il Comune quanto per la comunità. E invece purtroppo queste risorse sono assolutamente poche rispetto all'impatto che il caro bollette ha anche nel Comune e quindi purtroppo ci troviamo in una situazione davvero singolare di avere i soldi ma di doverli bruciare per pagare le bollette. Io mi auguro davvero che ci sia un netto cambio di passo anche a livello nazionale che consente di utilizzare queste risorse per sviluppare la nostra comunità, per dare servizi e per migliorarli e non invece per pagare le bollette della corrente e del riscaldamento. All'orizzonte lo scenario è ancora più nero. Se si dovesse replicare pari pari la situazione del 2022 nel 2023 è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione non dico drammatica ma molto complicata. Corso di formazione online a disposizione di tutti per 3 anni, è un progetto internazionale che vede quale capofila l'Università di Udine. L'Università di Udine è capofila ad un progetto di ricerca internazionale per rendere l'assistenza infermieristica più sicura attraverso una formazione mirata dei coordinatori infermieristici. Per rafforzarne le competenze, l'Ateneo insieme ai partner di progetto Cipro, Svizzera e Germania ha costruito un corso di formazione che partirà ufficialmente in ottobre e che sarà a disposizione di tutti. Facciamo da apripista dopo aver coinvolto i coordinatori della nostra regione, abbiamo raccolto il loro bisogno formativo. Quindi ci siamo spinti, e lo evidenzio in epoca prepandemica, a immaginare una formazione a distanza che poi è diventata più consueta anche nel campo delle professioni sanitarie
in epoca pandemica, quindi abbiamo disegnato ed effettuato anche con i colleghi partner europei una fase pilota in cui abbiamo proprio testato questo percorso formativo in diverse lingue, quindi anche in un'ottica europea oltre i confini, che viene offerto gratuitamente e rimarrà sulla piattaforma nei prossimi 3 anni. Torniamo per un attimo a parlare di elezioni, ma per un episodio curioso che si è verificato in un seggio elettorale della Carnia vicino a Tolmezzo. Se mediamente abbiamo detto ben un elettore su 3 non si è presentato alle urne, qualcun altro invece è arrivato al seggio verso le 21 di domenica. Infatti, 2 ore prima della chiusura definitiva dei seggi, una giovane volpe ha provato ad entrare in una scuola elementare dove erano state allestite le sezioni di paese. Un incontro particolare, raccontato il cittadino che è riuscito a riprendere la scena con il suo smartphone. La porta dell'edificio era chiusa e fuori in quel momento c'erano 14 gradi, forse cercava del cibo o un riparo, ma ha concluso poi l'impressione che la volpe fosse lì per votare chi lotta in difesa degli animali e dell'ambiente, così ci ha raccontato mandandoci questo video. Sono stati consegnati questa mattina nella sede della Regione a Udine gli attestati di partecipazione alla prima edizione del corso di formazione sulla lingua friulana per giornalisti promosso dall'Arlef e dall'Ordine dei giornalisti del Friuli. Venezia Giulia, molto soddisfatto per la risposta presidente di Arlef, Cisilino. È un risultato veramente importante che va avvio di un impegno proprio anche dalla Regione, perché riguarda la formazione professionale, sia da giornalisti, ma poi invio di anche da tanti altri settori. E che è una soddisfazione proprio perché vi ho detto un grande impegno dalla stampa sul Furlan, vuol dire anche che si vota con una certa richiesta di banda della popolazione, ma anche dall'Università di Udine, dalla Regione stessa, ma anche di enti privati, che vuol dire che si arriva proprio da plena attuazione al plan di politica linguistica che vi improntate anche in realtà di poco. Insomma, un percorso virtuoso che spero che potete là in davanti, che a te di sempre più sostegno, ma insomma, vi in buone basi e spero insomma di dare a queste basi l'adeguata copertura. A Cividale è stata inaugurata la nuova sala multimediale nel Museo della Grande Guerra. Toni Capuozzo ha incontrato gli studenti del Paolino d'Aquilei raccontando loro il mestiere, la professione dell'inviato di guerra. Presentata a Cividale presso il Museo della Grande Guerra, presso la vecchia stazione ferroviaria, la nuova sala multimediale. Il museo è gestito dagli alpini della sezione cividalese insieme all'associazione Cividale 900, che hanno coordinato il progetto Cividale Caporetto. Il fiume, la ferroviaria, un percorso di scontri ed incontri lungo i secoli con cui, grazie al finanziamento della Regione, è stato possibile dotare il museo di una serie di visori per offrire ai visitatori un viaggio spazio-temporale lungo la valle del Natisone attraverso i fatti più significativi che hanno segnato il territorio del XX secolo fino all'abbattimento delle barriere di confine del 2007. La sala è stata arricchita con le fotografie realizzate sul Colovra da Alberto Moretti, affermato professionista friulano, che rinnovando le tecniche della foto a colori sperimentate ad inizio Novecento dai fratelli Lumière, ha dato un volto alle storie e agli aneddoti recuperate dallo storico alpino Guido Aviani Fulvio, con i rievocatori del plotone Puniti guidati da Andrea Zuliani e Matteo Balus. La giornata odierna ha poi avuto il suo momento saliente presso l'aula magna dell'Isis Paolino d'Aquileia con gli studenti delle classi quarte e quinte dell'istituto che hanno incontrato il giornalista inviato di guerra Toni Capuozzo, un uomo che fin da giovane ha vissuto sullo spartiacque di confini ben pericolosi da valicare, che ha portato la sua testimonianza ai ragazzi. Il confine è qualcosa da maneggiare con cura, può essere una grande opportunità se sei maturo, se sei consapevole, se lo lavori come un'opportunità, e questo qui è possibile, lo vediamo che è una realtà che sta crescendo nel giro di pochi decenni, molte cose, o può diventare un'occasione di scontri, di conflitti, di guerre, in poche parole. È tutto, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.